buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Sant'Agata è un dono, la messa di stamattina ha chiuso a Catania l'anno giubilare agatino. Ieri il pontificale del cardinale Parolin e la benedizione papale. L'arcivescovo Renna contro le critiche e le polemiche sulla festa. Messina ha riaperto il museo dei capolavori di Antonello Trafugati. Gli investigatori interrogano i 15 custodi e smentiscono il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri per la fuga. Sull'Etna l'eruzione rallenta, attiva un'unica colata lavica nella valle del Bove. All'aeroporto di Fontanarossa tornate normali le attività di volo, regolari arrivi e partenze, ma la cenere crea ancora disagi da Zafferana ad Aci Castello. A Maddaluse, frazione di Agrigento, un'intera estate senza acqua e l'emergenza continua. Una vicenda sconcertante dovuta ad abusivismo, mancati allacci e stop alle autobotti. Agguato a Messina, ferito con 2 colpi di pistola alla schiena. Nel villaggio di Zafferia un uomo con precedenti che percorreva in bicicletta la strada comunale. A Ragusa il Decamerone di Boccaccio in versione itinerante, come vedete, nella valle dell'Erminio. Tornano gli inganni, i desideri e le fragilità umane rimaste uguali dal 300 in poi. Calcio, prove di Serie A per il Palermo. La squadra di Inzaghi vince e convince contro il Lecce nel primo turno di Coppa Italia. Decisivi contro i pugliesi i gol di Vavassori e Poyampalo. Da oggi il Catania prepara l'esordio in campionato a Massimino contro l'Inter Under 23. Per i rossazzurri inizio di stagione con un vero tour de force. Saranno 8 le gare in un mese. Sant'Agata è un dono, la messa di stamattina a Catania nell'anniversario della dedicazione della cattedrale alla Martire chiude l'anno giubilare agatino. Ieri il pontificale celebrato dal cardinale Parolin e la benedizione papale. In cattedrale il monito dell'arcivescovo Renna contro le critiche e le polemiche sulla festa. Angelo Gagliano. Con la celebrazione della messa nell'anniversario della dedicazione della cattedrale di Catania a Sant'Agata si porta a compimento la festa della traslazione delle reliquie della Martire nel 9° centenario dello storico evento e si chiude l'anno giubilare agatino. A celebrare questa mattina l'arcivescovo Renna. A Messina, senza sosta, le indagini sul furto delle 4 opere di Antonello. Il furgone ritrovato ieri non sarebbe quello utilizzato dalla banda per mettere a segno il colpo. Intanto oggi il museo ha riaperto regolarmente al pubblico. Ilaria Mangano. Proseguono senza sosta le indagini sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, rubate a Ferragosto dal Museo regionale. L'attenzione degli investigatori è ora concentrata anche sul personale del museo e sulle possibili falle nei sistemi di sicurezza. Secondo la direzione, allarme e videosorveglianza erano perfettamente funzionanti. I ladri però sono riusciti ad agire indisturbati e in circa 2 minuti hanno portato via le preziose tavolette. Smentito intanto il ritrovamento del furgone utilizzato dalla banda per mettere a segno il colpo. A riferirlo sono fonti investigative. Resta però da capire perché gli addetti al controllo delle telecamere non abbiano notato quanto stava accadendo. La procura di Messina, diretta dal procuratore Antonio D'Amato, indaga per furto pluriaggravato di opere d'arte e al momento è a carico di ignoti. Intanto il museo regionale ha riaperto regolarmente al pubblico. Decine i visitatori che hanno deciso di ammirare le opere presenti. Un telo nero invece copre la base dove erano state sistemate le tavole del polittico di Antonello da Messina. L'aeroporto di Catania ritorna pienamente operativo dopo le limitazioni dovute all'intensa attività eruttiva dell'Etna, che al momento si concede una tregua. Luca Ciliberti. I passeggeri in transito dall'aeroporto di Catania guardano verso l'Etna e tirano un sospiro di sollievo.
Quel grosso pennacchio nero che nelle ultime ore era ben visibile si è ridotto tanto da spingere i vulcanologi dell'INGV ad abbassare il livello di allerta per l'aviazione, il cosiddetto VONA, da rosso ad arancione. Via libera dunque, aeroporto di Fontanarossa pienamente operativo, sia in partenza sia in arrivo, riaperti tutti i settori precedentemente chiusi e cancellate tutte le restrizioni. Una situazione certamente non definitiva perché strettamente collegata alle condizioni di attività del vulcano, ma almeno in parte utile per smaltire in queste ore una quota di viaggiatori che da giorni attende di prendere il volo per raggiungere le proprie destinazioni. Sul vulcano diminuisce l'attività stromboliana dai crateri sommitali, la voragine nelle ultime 24 ore ha avuto eruzioni intense, così come è in diminuzione il tremore, segnale che indica movimento di magma, gas e fluidi nel sottosuolo. Ma l'Etna ci ha abituato a repentini cambiamenti. Al momento l'unico flusso lavico fuoriesce dalla bocca a 1900 metri d'altezza nella zona di Monte Simone sul versante est, che produce una modesta colata confinata nella desertica Valle del Bove. Permane al momento il divieto per le auto di salire verso il rifugio Citelli attraverso la Mare Neve da entrambi i lati. Si transita invece lungo il tratto di strada provinciale colpito dal terremoto dello scorso 15 agosto all'altezza del rifugio Bruneck verso Piano Provenzano in territorio di Linguaglossa. Cenere lavica tra incubo e curiosità. A Zafferana Etnea residenti e commercianti convivono con questa emergenza. Stupore tra i turisti che meditano di mettere in una busta la sabbia vulcanica e portarsela come souvenir. Tonino De Mana. In quota il rosso della lava, a terra il nero della cenere, un incubo per chi vive ai piedi dell'Etna, un'attrazione mista a curiosità per i turisti che in queste ore stanno assistendo al potente spettacolo della natura. Automobili ricoperte dalla sabbia vulcanica, strade annerite, residenti e commercianti che ripuliscono i marciapiedi dalla polvere alta anche alcuni centimetri. La pioggia di cenere è caduta incessante sui paesi pedemontani tra lo stupore dei vacanzieri. È strano, all'inizio non riuscivamo a capire cos'era, sembrava asfalto, invece poi in realtà è cenere. Lo sa che molti turisti se la portano a casa come souvenir? Addirittura, non ci avevo pensato. Magari l'ho dato un consiglio, un'idea. Grazie. Beh, se se la portano come souvenir forse ci fanno un piacere. Lei se la porterà a casa un po' di cenere? No, cenere no. Se trovo qualche pietra vulcanica sì, cenere no. È un evento strano, è normale che faccia effetto, poi tutte le macchine sono così, quindi... Lei di dov'è? Di Genova. Dobbiamo fare attenzione, soprattutto con un bimbo piccolo. Abitando fuori non siamo abituati a questo. Lei di dov'è? Sono qua, originario di Zafferana, ma abito a Londra da diversi anni. Sorpresi i turisti, rassegnati ed abituati i residenti di Zafferana Etnea. Ma c'è chi pensa positivo. Basta che non subiamo i terremoti e va bene la sabbia vulcanica. Risveglio nero da alcuni giorni anche nella Cese. In queste immagini le operazioni di pulizia ad Aci Trezza, con il caratteristico borgo marinaro che non è stato risparmiato dalla ricaduta di cenere lavica. Il vento ha deciso così. Del resto, da queste parti comandano Etna ed Eolo. Che spettacolo, eh? E a proposito di terremoti, due scosse ravvicinate a pochi secondi l'una dall'altra hanno interessato la zona di Oliveri, sulla costa tirrenica in provincia di Messina, ma qui l'Etna non c'entra nulla. La più forte di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 10:07 di stamane con un epicentro a 1 chilometro a nord-ovest del comune, il comune di Oliveri, e la seconda alle 10:47 di magnitudo 3.3. Grazie al cielo non ci sono stati danni a persone o cose. Un'intera estate senza acqua. A Maddaluse, frazione di Agrigento, ancora emergenza. È una vicenda sconcertante che si intreccia con abusivismo, mancati allacci e stop alle autobozzi. Davide Sardo. Oltre 100 giorni senza acqua. A Maddalusa, frazione di Agrigento, è ormai emergenza senza precedenti, una situazione che si intreccia con la particolare condizione urbanistica della zona. Molte abitazioni sono prive di regolare allaccio alla rete, di contatore e di contratto con il gestore. Una realtà legata anche all'abusivismo edilizio e ai vincoli che, in diversi casi, impediscono la regolarizzazione degli immobili. Per anni a garantire l'acqua sono state le autobotti, poi lo stop alle forniture ordinarie per le utenze senza contratto. E così le famiglie sono rimaste senza acqua e costrette a cercare soluzioni alternative. Anziani, persone disabili o comunque con delle difficoltà motorie che vanno a riempire bidoni d'acqua
e in casa ci si attrezza. A volte in casa si perde anche la dignità, perché nel momento in cui bisogna fare una doccia prendendo l'acqua dai bidoni non è semplice farsela da sola, quindi devi aspettare il momento che c'è qualcuno in casa che ti aiuti. Non è una situazione più vivibile fondamentalmente. Dopo mesi di disagi, i residenti sono scesi in strada. Sit-in alla fontana di Buonamorone con bidoni e taniche in mano per chiedere il ripristino delle forniture. Il vero Gaza siamo noi, siamo tenuti in ostaggio da chi ancora non ha capito niente. Basta, siamo stanchi. E l'acqua è un bene essenziale, perché non ce la date l'acqua? Perché abbiamo sempre pagato le nostre autobotte, datecela. E poi si risolve l'abusivismo, si risolve se ci dovete demolire. Un'emergenza che continua e che lascia centinaia di famiglie ancora in attesa di una soluzione. Torniamo a Catania con la messa nell'anniversario della dedicazione della cattedrale a Sant'Agata Martire, che ha chiuso l'anno giubilare agatino. Angelo Gagliano. Con la celebrazione della messa nell'anniversario della dedicazione della cattedrale di Catania a Sant'Agata si porta a compimento la festa della traslazione delle reliquie della Martire nel 9° centenario dello storico evento e si chiude l'anno giubilare agatino. A celebrare questa mattina l'arcivescovo Renna. Non lasciatevi togliere la gioia di aver celebrato questo momento e sappiate dare il nome giusto alle cose. A interpretazioni di leoni da tastiera, calunnia, agli scontenti incapacità di gioire anche quando qualcosa non va, alle persone che, pur dicendosi cristiane, prendono le distanze da ogni manifestazione inconsistenza della propria fede. Sono i modi con cui il maligno continua a toglierci la gioia. Al termine la consegna degli attestati ai genitori che hanno dato nell'ultimo anno il nome di Agata e Agatino ai loro figli. I festeggiamenti iniziati con il pellegrinaggio delle reliquie da Aci Castello a Catania e il posizionamento del cranio nel busto restaurato e l'incoronazione di Sant'Agata ha visto il suo apice con il pontificale celebrato dal segretario di Stato Vaticano. Significative le parole del cardinale Pietro Parolin. La Chiesa di Catania custodisce un patrimonio immenso di fede, di cultura, di pietà popolare e di carità. Ma ogni eredità vive soltanto se viene continuamente rigenerata. Antenna Sicilia, Telecolor, Sicilia Web hanno seguito tutte le fasi della festa, portando nelle case dei siciliani e in tutto il mondo, grazie allo streaming, le emozioni di una festa unica, per la quale è stata consegnata a Palazzo Platamone la bozza del dossier di candidatura per la proposta di inserirla nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Calato il sipario, sulla ricorrenza estiva, l'appuntamento è per febbraio 2027. Voltiamo pagina, c'è stato un agguato a Messina, è stato ferito con 2 colpi di pistola alla schiena nel villaggio di Zafferia un uomo con precedenti che percorreva in bicicletta la strada comunale. Ilaria Mangano. Un uomo di 31 anni è stato ferito a colpi di pistola ieri sera a Messina, intorno alle 20 nella zona di Zafferia, mentre stava tornando a casa a bordo di uno scooter elettrico. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata raggiunta da 2 proiettili alla schiena. Secondo una prima ricostruzione, contro di lui sarebbero stati esplosi almeno 7 colpi. Il 31enne è stato trasportato d'urgenza al policlinico dove è stato sottoposto a un delicato intervento. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Ancora da chiarire chi abbia sparato e quante persone siano coinvolte. Chi ha esploso i colpi si sarebbe poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Un 16enne è stato ferito a coltellate nel corso di una lite in famiglia ed è il 4º episodio ravvicinato in città dove un diverbio degenera nell'uso di un'arma da taglio. Gerry Italia.
A Gela un altro litigio finisce nel sangue e ancora una volta a essere ferito è un giovanissimo. Questa volta è un sedicenne, soccorso e trasferito in ospedale dopo essere stato raggiunto da alcune ferite da taglio. È accaduto nel quartiere Sant'Ippolito, dove sono intervenute le forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il ragazzo sarebbe rimasto coinvolto in una lite in ambito familiare. Una discussione che per ragioni ancora da accertare sarebbe rapidamente degenerata fino all'utilizzo di un coltello. Il giovane è stato affidato ai sanitari e le sue condizioni vengono monitorate. Intanto la polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica, individuare chi abbia impugnato l'arma e chiarire cosa abbia fatto scattare la violenza. Ma questo episodio si inserisce in una sequenza che comincia a destare preoccupazione. È il quarto caso nel giro di poco più di una settimana nel quale una lite o un diverbio a Gela sfocia nell'uso di un coltello. Episodi diversi tra loro ma con un elemento comune: la rapidità con cui una discussione passa dalle parole all'aggressione fisica, e ancora una volta c'è un minorenne tra le vittime. Non è soltanto la cronaca di un'altra lite finita male, è una sequenza sulla quale adesso gli investigatori dovranno accendere i riflettori per capire quanto sia diffusa la disponibilità di coltelli e perché, sempre più spesso, un conflitto sembra non potersi fermare prima che compaia un'arma. Proseguono intanto senza risultati le ricerche dell'aereo ultraleggero partito domenica da Capodorlando. È scomparso sui rilievi dell'Alto Tirreno Cosentino, nella zona di Fuscaldo. A bordo 2 avvocati, Carlo Arnulfo, romano, il pilota, e Angela Bucicco di Matera, che è figlia dell'ex sindaco della città dei Sassi e sorella dell'attuale vice sindaco. In mattinata in prefettura a Cosenza c'è stata una riunione di coordinamento delle attività di ricerca che sono condotte da Vigili del Fuoco, Aeronautica, Capitaneria di Porto e Protezione Civile. Spettacolo straordinario a Ragusa, il Decamerone di Boccaccio in una versione itinerante nell'area verde della Valle dell'Erminio. E tornano così i racconti di inganni, desideri e fragilità umane che dal 300 sono sempre uguali. Veronica Barbarino. Un viaggio teatrale immersivo tra natura e racconto. A Ragusa il Decamerone di Boccaccio va in scena in una versione itinerante e contemporanea. No, io sono qui per parlarvi della peste! Come i giovani fiorentini del 1348 che sfuggono dalla peste rifugiandosi in campagna, anche il pubblico ragusano lascia la platea e diventa parte della brigata, seguendo gli attori tra gli spazi di un parco nella valle dell'Irminio, fino al calare del sole. Oh mio Dio! Ma sei proprio tu, sei il figlio di Pietro? Ma lo sai chi sono io? No! Sono tua sorella Fiordaliso! Sono storie di inganno, di fame, di corpo, di fede vera e fede recitata. Novelle riscritte in un volgare moderno, ma fedeli allo spirito di Boccaccio, con personaggi ironici ed estremizzanti. La regia è di Valentina Ferrante e Massimo Leggio e i costumi del Teatro Stabile di Catania. Tutto quello che ho fatto, se c'è qualcuno lassù e da stasera comincia ad avere dei dubbi, è già stato informato. Se non c'è nessuno, allora non mi importa. Un ponte tra il 1300 e l'oggi che racconta un mondo che ancora, davanti alle difficoltà, si unisce e condivide. Stavolta è morto. Dopo il successo delle prime rappresentazioni, il Decamerone tornerà in scena con altre 2 repliche a settembre. La peggiore che ho trovato in 70 A Ragusa, nella Valle dell'Erminio. Pausa e tra poco il calcio con il Palermo che vince nel primo turno di Coppa Italia e il Catania che ha ripreso gli allenamenti in vista dell'esordio al Massimino. Vi aspetto. Calcio, il Palermo vince e convince 2-0 a Lecce nel primo turno di Coppa Italia. Al Barbera decisivi i gol di Vavassori e poi Ampalo. Marco Cullà. Vincono e nel prossimo turno di Coppa Italia affronteranno il Mantova al Barbera. Ripresa della preparazione oggi per il Catania in vista dell'esordio in campionato al Massimino contro l'Inter Under 23. Iniziata stamane la prevendita dei biglietti, attese novità di mercato. Sergio Colosi.
Dopo 3 giorni di riposo, il Catania si è ritrovato in mattinata a Mister Bianco per la ripresa della preparazione, finalizzata all'esordio in campionato domenica alle 18 al Massimino contro l'Inter Under 23, con prevendita dei tagliandi iniziata oggi. Sarà il primo di 8 appuntamenti in un mese, con 2 impegni infrasettimanali. Il primo di Coppa Italia di Serie C ad inizio settembre in casa con il Savoia, il secondo di campionato a metà mese a Picerno. Gli altri avversari saranno Cosenza, Scafatese e Barletta al Massimino, Monopoli e Casertana in trasferta. Una prima verifica per capire se il Catania sarà protagonista. La Coppa Italia Maggiore tra Vicenza e Parma ha lasciato segnali positivi del buon lavoro svolto in ritiro. Le prossime operazioni di mercato potranno segnare il definitivo salto di qualità. Longo e Varrà puntano sulle motivazioni di chi c'è e di chi, come Matteo Ricci, sta per arrivare. 29 presenze in A, oltre 200 in B e una 70 in C per il prossimo regista rossazzurro, conteso dall'Ascoli e vicino allo Spezia, prima dell'arrivo dell'ex Granata Capomaggio, sostituito a Salerno da Mattia Vitale, già vicino al club etneo. Il capitano Cicerelli è dentro il progetto Longo, con promessa di prolungamento del contratto, cosa che invece non ci sarà per Di Gennaro, destinato a partire insieme al portiere Dini. Si valutano offerte per Rolfini, Di Tacchio e Gimenez, quest'ultimo a determinate condizioni economiche, un gioco di incastri per assicurare al Catania motivazioni e senso di appartenenza. Ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.